Buongiorno a tutti, sono Alessandra Teso, sono della squadra di Chioggia Sorriso Bike Team. È la prima volta che faccio questo percorso Gran Fondo e niente, è un percorso molto bello, molto vario, è un po' un riassunto anche di altre gare come luoghi insomma, che generalmente frequentiamo. È stato molto ben organizzato e fettucciato. Niente, molto divertente, con una tecnica giusta, niente di eccessivamente pericoloso, un po' per tutti, e direi che il divertimento è stato assicurato. Alessandro Ciclciuc Gorizia. Oggi è stata veramente una gara bella, certi punti impegnativi, ma è giusto che sia così, e non posso dire niente sul fatto organizzativo perché essendo la prima Gran Fondo che fanno si sono veramente comportati bene. Cosa dire ancora? Speriamo di continuare anche il prossimo anno, di migliorare anche con la presenza dei ciclisti, perché merita veramente, perché comunque il posto si porta a organizzare gare di questo genere. Ciao, sono Jacopo, MBC Trieste. Questa è stata la mia seconda gara quest'anno, una giornata stupenda oggi. Il percorso era divertente, veramente molto bello, con dei sali-scendi abbastanza impegnativi, specialmente nella prima parte, e la seconda invece molto più lineare e scorrevole. L'orientazione è stata top, perfetta, anche il rifornimento era messo anche in un punto molto facile e ben visibile, dove era anche gente competente che ci aveva rifornito d'acqua o anche da mangiare. L'ultima parte è stata anche, diciamo, un po' resa difficoltosa da un bel po' di fango, specialmente nell'ultima discesa, che ha reso molto interessante il tutto. Bene, dai, non so ancora com'è andata, ma comunque positivo. E ci vediamo alla prossima e speriamo sempre che il tempo sia così. Grazie!
Ezio Marassi, Birbanti Factory Racing di Gorizia. Molto bella gara, abbastanza nervosa, su e giù. Peccato l'ultimo pezzetto, proprio che c'era un po' di fango che ci siamo un po' sporcati, ma se no scorrevole e bene insomma. Organizzazione perfetta, buona, ristoro bene, tutto ok. Ciao, sono Eric della Collio Bike Team. Oggi si gioca in casa, abbiamo fatto una gara su un percorso favoloso. Con questa giornata qua, primavera, c'è poco da dire. Abbiamo avuto la fortuna di avere un percorso asciutto, studiato un po' per tutti. Si può dire che c'erano parti molto tecniche, però tutto sommato 40 km di gara c'è stato da giocarsela. Se non vado errato, 18° assoluto, quindi insomma posso dire di essere soddisfatto, è una delle prime gare dell'anno. Adesso aspetteremo la Collio by Night, quindi ciao a tutti e speriamo di vederci presto. Un saluto a tutti, Marathon Collio Burda Cup terminata, l'ultimo ha passato il traguardo in questo momento. È andato tutto bene, abbiamo avuto dei feedback interessanti, anzi direi più che interessanti. Scherzetto alla fine, quindi bici pulita fino all'ultimo chilometro e l'ultimo chilometro giù una bella pozza di fango. Che dire, ringrazio ovviamente tutti, l'organizzazione, AXI eccetera. Questa è la nostra prima marathon, esperienza abbastanza importante, ma i risultati comunque sono stati interessanti. Prossima nostra gara il 15 giugno con la notturna, nella quale si premierà il campione provinciale AXI e il campione del nostro trofeo. E ci sarà l'estrazione della Fat Bike offerta da Grand Zone. Va bene, che dire, ci vediamo alla prossima, parecchi. Salve, buongiorno, sono Ivan Lozza, sono qui a presentare il 24° trofeo Carnia Bike. Intanto iniziamo col dire che ci sono 2 nuove entrate, tra cui Resiutta e Moggio, 2 percorsi molto belli e con tanto single track alle quali non potete mancare. La prima gara che dà inizio è domenica 29 aprile a Enemonzo, un percorso per metà nuovo, in quanto innanzitutto viene fatto un giro unico e il percorso ripercorre per l'inizio la parte iniziale del percorso di Enemonzo con le sue salite impegnative, cementate e in asfalto. E la seconda parte invece è tutta nuova e prende nuove frazioni stile Viaso, Medis ed è la gran parte con strade carrerecce e single track. Divertentissimo in giù da non mancare. Il dislivello è sui 700 metri, quindi impegnativo ma anche molto soddisfacente per chi vuole faticare. La seconda parte del percorso ha anche molti mangia e bevi, diciamo, in cui chi ne ha riesce a fare la differenza. La seconda gara, sicuramente di cui io sono promoter e organizzatore, è Forni di Sopra. Il percorso è più o meno lo stesso degli altri anni, con 750 metri di dislivello disposti su 2 giri, con salite sia per quelli a cui piace spingere, sia con strappi da rampichino di una volta. Le discese sono da gustare, qualche radice non fa mai male. Seguono altre gare, tra cui Timau, che è la terza, e ce l'abbiamo il 3 di giugno, percorso nuovo anche Timau. Preone lo conoscete, Tolmezzo è in notturna o meno, sì, Tolmezzo Rigolato è un bel, quasi una marathon, una mezza marathon. Poi abbiamo Moggio che è nuovo, Paluzza
la cronoscalata solita e l'ultima resia da non marcare. Premi a go-go, venite in Carnie, ciao! Thank you.